Rientriamo come promesso in questo studio ideale dedicato alla festa del ringraziamento di Coldiretti di Treviso. Siamo assieme a Sua Eccellenza il Vescovo di Vittorio Veneto. Grazie ovviamente per questa testimonianza, una testimonianza straordinaria per i 500 anni che si onorano qui a Motta di Livenza per l'apparizione della Madonna, una testimonianza anche drammatica per l'alluvione che ha colpito il Veneto in questi giorni. Sì, davvero, noi possiamo qui ringraziare davvero il Signore e la Vergine Maria, perché è da vedere proprio il suo intervento che ha protetto Motta a 500 anni dalla sua apparizione. L'acqua del Livenza era proprio a livello di guardia e invece, grazie al cielo, Le hanno no. ricordato il 66, immagino, in molti. Sì, molti erano molto preoccupati perché quel ricordo del 66 era stato tragico. Il Signore ha voluto così, ringraziamo il Signore e lo preghiamo e cerchiamo di sostenere chi invece ha avuto più danni che non questi territori. Quindi la volontà dei Coldiretti di Treviso, tutta la gente dei campi, di venire qui a Motta di Livenza per dire il proprio grazie al Signore. È un appuntamento annuale, quello della festa del ringraziamento, particolarmente sentito da tutti i soci della coltivatori diretti. Gli agricoltori sono particolarmente sensibili a questo sentimento di ringraziamento. Quest'anno hanno voluto celebrarlo qui a Motta di Livenza e credo che sia stata un'idea davvero bella e positiva. Cosa ci auguriamo per il domani, Sua Eccellenza? Ma ci auguriamo che il Signore continui a donare salute e fertilità per il lavoro ecco, e che il lavoro e quanti hanno il lavoro si sentano particolarmente anche vicini e capaci di condivisione con chi in questo momento di crisi vive situazioni di difficoltà e di bisogno. Grazie per il suo pensiero, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo di Vittorio Veneto. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e tra poco ci ricollegheremo con altri ospiti. A tra poco.
Rientriamo in questo studio ideale a Motta di Livenza, nella Basilica della Madonna dei Miracoli, per questa giornata del ringraziamento provinciale. Chi vi parla cura anche l'ufficio stampa di Coldiretti di Treviso, così non ci sono problemi di conflitti di interesse. Però, Presidente Brunetta, è una giornata di ringraziamento davvero particolare, quella del 2010. La mancata alluvione, il mancato pericolo è per noi un momento di grande ringraziamento. Però per noi 60 anni, giornata di ringraziamento, 60esimo, è un messaggio di continuità, di storicità, anche di grande coesione, e questo è il messaggio che vorremmo lanciare a tutti noi. Il nostro pensiero comunque corre ai nostri colleghi di Padova e di Vicenza, che sicuramente come giornata di ringraziamento avranno ben altri problemi da affrontare. Ma ci deve essere una collaborazione e anche una solidarietà. Per noi un messaggio che daremo nei prossimi giorni alle istituzioni sul come affrontare alcune cose, e bisogna uscire dall'emergenza e entrare in una logica di programmazione. Proprio in conclusione, avete fatto un po' la lista della spesa, delle problematiche occorse alle aziende agricole trevigiane? Sì, per quel che riguarda Treviso, onestamente, ripeto, possiamo dire di essere stati miracolati, però questo non vuol dire che aziende nel loro piccolo non abbiano avuto dei problemi anche piuttosto importanti, per cui la nostra proposta riguarderà anche quelle aziende singole che si trovano in una posizione di difficoltà o comunque sempre in bilico per quanto riguarda le previsioni atmosferiche. Sarà un'azione articolata, ma speriamo soprattutto che chi deve decidere decida, perché è questo che vogliamo, che qualcuno prenda delle decisioni. Io la ringrazio, Presidente Brunetta, grazie per questa sua testimonianza. Noi siamo arrivati alle conclusioni di questa puntata di Cronache Trevigiane. Ringraziamo tutti i protagonisti e come sempre torneremo la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo Apo 2S.